Buonasera, buonasera a tutti. Siamo arrivati alla fine, tempus fugit, e con questa ultima relazione, diciamo, c'è il fuoco d'artificio finale, perché Federico Moro ci ha sempre sostenuto in ogni anno che abbiamo organizzato il progetto Venezie ed è, diciamo, la persona che, anche se parla per ultima, in realtà traccia il quadro entro il quale tutte le altre relazioni poi dovrebbero rientrare, il quadro cronologico. E prima di dire due parole appunto su quanto ci dirà Federico e di presentarlo, non tanto lui perché ormai lo conosciamo, ma quello che dirà, volevo annunciarvi che è già pronto il programma del progetto Venezia per il 2026. Sarà ancora più nutrito perché al posto di 6 ci saranno 7 conferenze. Adesso non ve le elenco, ma insomma ci sono alcune novità perché 2 di queste tratteranno di grandi pittori come Tiziano e il Giorgione, altri argomenti riguardanti i campanili, un argomento al quale teniamo molto che riguarderà una relazione sul Museo del Risorgimento di Venezia, che voi sapete che è stato chiuso, è finito nei depositi, ma diciamo, abbiamo dei materiali molto preziosi sui quali vorremmo riportare l'attenzione. E tanti altri argomenti, uno di questi, ve lo annuncio, riguarderà anche le fortificazioni di Mestre, che è un tema molto sentito dalla cittadinanza. Il programma verrà presentato alla fine di gennaio, poi cominceremo a distribuire la locandina e potrete anche vederlo nei dettagli nel sito del Circolo. Bene, stasera Federico ci parla di un momento particolare della storia di Venezia, lo vedete anche dalle date perché sono 1381-1499. Non farò il riassunto di quello che dice, questo non è il senso, ma vorrei fare una considerazione proprio su quell'arco di tempo, perché è un momento della storia di Venezia che riguarda strettamente le vicende di Mestre e soprattutto delle sue fortificazioni. 1381, chi di voi conosce la storia di Venezia sa benissimo che è una data fatidica perché segna la pace di Torino. Venezia era stata attaccata duramente in laguna dalla flotta genovese, riesce a salvarsi per miracolo, si riesce a stipulare questo trattato di pace, salutato molto spesso dagli storici come una vittoria, ma in realtà a Venezia dovette pagare amaramente questo trattato stipulato a Torino. Bene, però dopo quella data noi sappiamo che Venezia, che già conosceva la funzione strategica di Mestre come crocevia, Venezia decide di rafforzare in modo significativo le difese mestrine e ci sono delle delibere del Senato, che ormai sono abbastanza note tra gli storici, che stabiliscono in più fasi la costruzione delle mura in pietra che circondavano la città di Mestre e in particolare di una rocca che sorge attorno all'attuale torre dell'orologio. Purtroppo queste mura non esistono più, lo vedremo poi in questa conferenza che terremo l'anno prossimo, tutte le vicende di questo manufatto straordinario della città di Mestre. E se alla fine del 300, dunque, Mestre viene profondamente rivalutata e Venezia decide di intervenirvi con ingenti finanziamenti, è anche vero che il periodo che adesso esaminerà Federico è anche il periodo in cui si deciderà anche la sorte opposta di Mestre, perché nel 400 Venezia si proietterà prepotentemente nella conquista della terraferma e quindi la presa di alcune città più distanti dalla laguna, non solo di Treviso e Padova, ma parlo di Vicenza e soprattutto delle città lombarde come Bergamo e Brescia, consentirà ai veneziani di avere un'idea delle difese del territorio molto più territoriale e quindi di arrivare alla considerazione che le fortificazioni medievali di Mestre possono essere lasciate così come erano e quindi, come dire,
lasciate al loro destino, in un certo senso abbandonate, soprattutto non più aggiornate alle nuove tecniche di fortificazione che si sono evolute in seguito al progresso delle armi da fuoco, e quindi piano piano Mestre, pur avendo la sua cinta muraria, che sopravvive nel 4 e 500 e anche oltre, non avrà più quelle attenzioni che Venezia le dedicò, proprio perché ormai lo stato di terraferma, come vedremo, come ci spiegherà Federico, è ampliato, e quindi pone il problema della difesa di Venezia e della sua laguna su una scala territoriale e non più nelle immediate vicinanze. Ecco, questo è il quadro entro il quale Federico poi ci illustrerà la sua tesi, che è rappresentata e ben raccontata in questo libro che io ho qui davanti, che se volete vi invito a leggere e anche volendo ad acquistare. Grazie Federico, grazie a voi, e soprattutto ci rivedremo l'anno prossimo. La prima conferenza sarà il 5 di febbraio, ma verrete avvisati soprattutto se ci avete dato la vostra email. Grazie, buonasera a tutti. Bene, una piccola considerazione di chiusura e una domanda secca per Federico per concludere. Questa proiezione di Venezia in terraferma ha sicuramente, come sappiamo anche dai documenti, indotto una spaccatura nel Senato veneziano, perché alcuni patrizi già fin dal 400 intervennero dicendo che il destino di Venezia era sul mare, che quindi l'avventura intrapresa in terraferma avrebbe portato dei seri problemi, e altri invece che erano contrari. Io vorrei sapere, dato che questa è una questione che molti storici si sono posti, cosa ne pensa Federico. No, è così, è una spaccatura netta che segna il destino di Francesco Foscari, tra l'altro, perché lui è un grande fautore dell'espansione in terraferma e secondo me aveva ragione, però si scontra con l'opposizione che è capeggiata dai Loredan, che sono assolutamente contrari. Devo dire che l'espansione in terraferma era necessaria, a mio giudizio, perché Venezia doveva darsi una struttura territoriale ormai adeguata ai tempi. Non era più pensabile avere il confine a mira, avere le mura di Mestre per fermare un eventuale invasore. Necessariamente serviva dello spazio, servivano altre risorse, altre dimensioni, e quindi però Francesco Foscari non è stato fortunato come Michele Steno, non è stato fortunato come Enrico Dandolo, tutta questa gente ha vinto e lui invece non ce l'ha fatta, e così è finito malamente. Però la sua linea politica secondo me era esatta. Grazie Federico. Grazie a voi. E per ringraziarlo di tutto l'aiuto che ci ha dato, vorremmo fargli un dono da parte del circolo. Lo sento, che